E così stasera mi vedo con questo sconosciuto. Vado a cena. Cena e dopo cena? Ma perché mi ha preso? Non sono mica una che la dà al primo appuntamento. Perché se qualcuno è a corretto di mandarti il secondo? Assessore. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Manca un quarto e a te un quarto, trasmissione politica con approfondimento sui temi di attualità, in compagnia, come di consuetudine, con l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio. Femo chiaro, Ari, ciao persone! Bene, e naturalmente alla nostra postazione social, la splendida Elsa Faggin. Buonasera al nostro pubblico. Splendida, solo lei. È pare quello dei miei franchi vecchi che ti presento qui. Montessori. No, Garibaldi, chi era? piacere. Beppe Vesicchio, chi era? No, era Verdi. Allora, assessore, una statistica diffusa proprio in questi giorni dice che la disoccupazione tra i giovani è in costante aumento. Esatto. E infatti sono molti i messaggi che arrivano dai giovani bene. proprio per questo malcontento. Voglio leggervi un messaggio. Sì. Scusate, cambio gli occhiali. Scusi, lei non ha già gli occhiali? Sì, ma questi sono solo di bellezza. Per fortuna già. Tutto sì. un altro tocco, vedremo. Guarda che brutta che è adesso. Per piacere. Francesca ci Sì, scrive, Francesca. La Franci porta un po' il sentimento di tutti noi giovani e dice: Noi giovani. ma se quando cerchiamo lavoro vogliono solo gente con esperienza, noi giovani l'esperienza chi è che ce la fa fare? Certo, bella domanda, no? Soliti discorsi, no, che a fare i giovani, no, che se Allora, lamenta scusa, i assessore, giovani. no, porti rispetto anche con questo tono ai giovani, non è carino, assolutamente no. Porti Guarda, adesso rispetto. mancava solo darghe skate perché stesse a casa a lavorare i giovani. Intanto si chiama reddito di cittadinanza, non skate per giovani. stare a casa. La C'è smetta un'altra di cosa. criticare noi giovani e ci dia E lei risposte. la smetta di dire noi giovani perché con tutto il rispetto Elsa, cioè, ma non mi pare tanto giovane. Sono ancora nella fase della pubertà. Beh, se vede il primo peo, Assessore, vogliamo, avete delle Sess'altro. azioni concrete per questi giovani? Dei Abbiamo- progetti, dai. tre azioni importantissime che abbiamo realizzato nel nostro territorio. La prima è un sito Oh, bello. www.ryanair.com. Dai fuori a sto paese prima che sia massa tardi. No, giovani, ma lei non può dare questi messaggi, assessore, ma le pare... Esatto. Vabbè, altra azione concreta. L'altro progetto che riguarda le ragazze. Vedi, non sono d'accordo neanche loro. per cui, Allora, diamoci Silenzio però, dai. una calmata. Non potete torre un acquario come sta altri? questo i vedremo, gallini, cioè. i- Ma le galline si annegavano? Tanta guerra, sì. Ogni modo, l'altro progetto che abbiamo fatto per le ragazze disoccupate del nostro questo è un bel territorio, progetto, prego. abbiamo comprato trattorini, frezze e dei cespugliatori e tutte le ragazze si impegneranno così nel tagliare l'erba nel nostro territorio. interessante, come si chiama questo progetto? Tosa erba. Per piacere. Sono impegnate molte ragazze. Ma l'iniziativa di punta è per eliminare il fumo. Tanti ragazzi giovani fumano. E allora abbiamo coinvolto l'associazione Femen. Ah certo, un'associazione Vedete? famosissima, sì, quelle ragazze molto avvenenti Sì. che protestano completamente nude Esatto. con gli slogan scritti proprio sul corpo per essere più Io visibili. ero una femmina. Sì. E dopo cosa è successo? Mi hanno vista e mi hanno fatta vestire. Ecco. Esatto, vabbè. Allora mi sono occupato di scrivere personalmente slogan sul petto di 100 ragazze vabbè, per fatto lottare questo contro sforzo, il fumo. No? E il slogan è: se non smetti, tette mai. Bravo Avete capito? assessore, bravo assessore. Io non ho parole. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è scaduto, pertanto appuntamento alla prossima puntata. Senz'altro. Che da proposito dei giovani. Sì. Sapete perché tanti putei non si è promossi? No. Perché si è bocciati. Dietro ti dici bocciati, tutti i piccoli, si è bocciati. Tosa erba perché sarebbe la ragazza cioè con l'erba. Sì, ho capito. Sì. Senta Elsa, scriva il sito www.ryanair.com. Sì, Solo ecco, andata. Controllo.